Ben ritrovati ai nostri radioascoltatori, a quanti ci stanno seguendo sul web. Continuiamo con i nostri incontri Soldi e Finanza, cos'è cambiato? Incontri con esperti che ci stanno aiutando a barcamenarci in quel mondo talvolta sconosciuto che riguarda la nostra economia, i nostri soldi. Economia domestica per quanto concerne la famiglia e aziendale per quanto riguarda invece le imprese. Come sappiamo, dopo un periodo di estrema difficoltà legata senza ombra di dubbio a quello che è accaduto a livello mondiale, la nostra economia sta lentamente riprendendo quota. Una boccata d'ossigeno è stata data dalle banche che grazie al quantitative easing hanno aiutato molte aziende a riprendere fiato, non solo le attività economiche ma come detto anche le famiglie. Ebbene, un aiuto importante è stato dato dai finanziamenti agevolati. Ma cosa sono i finanziamenti agevolati? Ebbene, cerchiamo di comprenderlo oggi in modo più dettagliato con un esperto, il dottor Massimo Bozzolan, responsabile dei crediti speciali di Centro Marca Banca Credito Cooperativo di Treviso. Buongiorno dottor Bozzolan. Buongiorno e ben ritrovati. Dottor Bozzolan, insomma, una persona, un'azienda, come abbiamo appena detto, come fa a sapere che può usufruire di questi finanziamenti speciali, finanziamenti agevolati, li abbiamo chiamati? Innanzitutto una definizione di finanziamento agevolato. Sono tutti quei finanziamenti che godono di un aiuto pubblico dato in base a delle leggi dello Stato, delle leggi regionali, alle imprese o alle famiglie, come vedevamo prima. Per finanziamenti agevolati si possono suddividere tra finanziamenti che godono di un contributo in conto capitale oppure di un contributo in conto interessi. Che differenza c'è? Il contributo in conto capitale, di fatto, io che investo, che faccio un finanziamento, ricevo una somma dallo Stato o dall'ente, che può essere anche, come detto, un ente locale tipo la Camera di Commercio, una somma di denaro che va a ridurre il mio debito, mentre il contributo in conto interesse va a ridurre il costo del finanziamento. Quindi i soldi ricevuti dall'ente sono destinati ad abbattere l'interesse. Bene ricordare che questi finanziamenti agevolati fanno sempre seguito a dei bandi pubblici o a delle leggi regionali o statali. Poi c'è anche un'ultima forma di agevolazione che è data dal sistema delle garanzie pubbliche. In questo caso ad essere agevolato non è il finanziamento, ma è l'accesso al credito. Comunque questa cosa qua la approfondiremo in seguito. Ma lei parlava adesso di bandi. Sì. Io da persona comune dico, ma come faccio a sapere che esistono questi bandi? A chi mi devo rivolgere? Senza ombra di dubbio bisogna rivolgersi, il consiglio mio è quello di rivolgersi sempre a persone esperte, quindi in questo caso proprio istituto di credito di fiducia. E nel caso in cui io devo intraprendere un investimento e quindi abbia bisogno dei soldi, chiedere alla persona di fiducia, al consulente, al direttore di banca se è in essere qualche agevolazione che possa aiutarmi meglio a sostenere questo mio investimento. Quindi basta andare nel proprio istituto di credito, quindi in questo caso anche da voi, anche in Centro Marca Banca, certamente noi facciamo questo servizio volentieri. E lo fate a titolo gratuito? Sì. Io abito in campagna, ad esempio. Se volessi aprire con mio marito un'azienda agricola e magari voglio anche acquistare dei macchinari, un trattore che possiamo magari prevedere mi costa 10.000 euro. In questo caso potete aiutarmi? Allora, relativamente al settore agrario, quindi al settore primario, esistono numerose agevolazioni, date principalmente dal PSR, Programma di Sviluppo Rurale Veneto. Sono dei bandi specifici creati dalla Regione Veneto con dei fondi europei. Però questi bandi non passano per il canale bancario, quindi è necessario, qualora ricorrano determinate condizioni previste, oggettive e soggettive ovviamente previste dal bando, è possibile richiedere direttamente, nel caso di aggiudicazione del bando, richiedere alla Regione, presentare l'investimento effettuato e richiedere il contributo che può arrivare fino al 50%. Nel suo caso, quindi a fronte di una spesa di 10.000 euro potrebbe ottenere anche addirittura il 5.000 euro di spesa o anche meno, tenendo presente appunto che comunque ci sono dei limiti massimi ma anche dei limiti minimi di spesa.
Questo è importante. E per fare questo devo farlo sempre in maniera autonoma? La domanda sì, va fatta, noi ripeto, non passando per il canale bancario, non la facciamo noi, esistono degli esperti, dei professionisti che curano queste domande, anche perché sono molto tecniche ed è necessario avere competenza, quindi sono materia più che altro di agronomi e persone o comunque CAF del settore agricoltura che hanno, se mi passa il termine, le mani più in pasta rispetto a noi bancari che curiamo più l'aspetto finanziario. Continuiamo sempre con i nostri esempi, passiamo da un settore all'altro, dal settore primario, quello dell'agricoltura, ad esempio a quello manifatturiero. Se dovessi aprire ad esempio un'azienda tessile, mi serve una tagliacucci, in questo caso c'è qualche altra agevolazione? Qua abbiamo più di qualche opzione, nel senso che esistono due forme agevolative che vanno per la maggiore negli ultimi anni. La prima è il ricorso al cosiddetto Veneto Sviluppo. Veneto Sviluppo è una finanziaria regionale, quindi una finanziaria controllata dalla Regione Veneto, che gestisce ed eroga i contributi messi dalla Regione. Come? In maniera, a mio avviso, intelligente, e mi spiego meglio cosa vuol dire intelligente. Facendo un piccolo passo indietro. Nel passato, negli anni 70, 80, 90, i contributi in conto interesse, ma anche quelli in conto capitale, erano liquidati direttamente dalla Regione, in questo caso, o dalle Camere di Commercio, dagli altri enti, dallo Stato, direttamente al cliente. Se la Regione stanziava 1 milione di euro di contributi, in base ad un finanziamento, perché è bene ricordare che per la maggior parte i finanziamenti agevolati sono collegati ad investimenti, anche se c'è una parte destinata alla liquidità, però principalmente si collegano ad investimenti. Quindi di fronte ad un investimento richiedevo il finanziamento in banca e l'ente liquidava direttamente i soldi in conto capitale o in conto interessi, appunto alla somma di denaro che abbatteva il costo o il debito finanziario che era stato del contratto, cliente. certo. Però potete capire che esaurita questa risorsa di 1 milione di euro, la Regione o chi per essa doveva pensare a recuperare di nuovo questi soldi. Il fondo di rotazione Veneto Sviluppo, quindi, il fondo di rotazione Veneto Sviluppo agisce in maniera diversa. Perché? Si tratta di un cofinanziamento. Interviene la Regione cofinanziando il cliente assieme alla banca. Il cliente paga una parte del prestito e i relativi interessi alla banca, interessi che sono convenzionati, quindi non possono superare una certa cifra, mentre restituisce solo la quota capitale all'ente, quindi a Veneto Sviluppo. Quindi a Veneto Sviluppo non va a pagare l'interesse. Non va a pagare interessi. L'intervento di Veneto Sviluppo arriva fino al 50%, di norma è il 50%, quindi consente di abbattere il costo del finanziamento della metà. Molto interessante. Ma c'è un altro aspetto che io avevo definito prima intelligente. Cos'è? Che la dotazione, il contributo totale, non si esaurisce mai perché viene ricostituito man mano che il cliente restituisce la quota capitale all'ente. Quindi la dotazione iniziale può solo aumentare se arrivano altre risorse. Altrimenti Quindi, resta insomma, quella e nel medio e lungo termine viene ricostituita, da cui il nome fondo di rotazione. molto interessante. Adesso cerchiamo un attimo di spiegare ai nostri radioascoltatori le differenze. Sì, mi dica. No, volevo appunto aggiungere la seconda agevolazione che va per la maggiore, che non dimentichiamola, ultimamente viene utilizzata in maniera sistematica, importante, che è la cosiddetta legge Sabatini-Ter. Anche questa è un'agevolazione in conto interessi. Agisce con il meccanismo che io ho definito, tra virgolette, vecchio. Quindi è un'agevolazione in conto interessi, è un'agevolazione collegata ad investimenti e solo investimenti in beni strumentali, certo, macchinari, attrezzature. Qua ci rivolgiamo sempre alle aziende comunque. Sempre alle aziende, certamente, si stiamo parlando di finanziamenti alle aziende, che poi sono il volano un po', no, della nostra economia. E appunto viene liquidata con un contributo in conto interessi alla vecchia maniera, dicevo, che viene liquidata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico al cliente. E anche in questo caso, se io avessi bisogno di fare questo tipo di... C'è la banca, anche noi Centromarca Banca, che possiamo aiutare il cliente a predisporre la domanda, che soprattutto nel Sabatini è abbastanza complessa. Va detto. Quindi, però insomma possiamo trovare un valido aiuto. Certo.
Torniamo all'inizio. Sì. Abbiamo detto che appunto ci sono dei contributi in conto interesse e in conto capitale. Esattamente cosa significa conto capitale? Insomma, dobbiamo fare una sorta di lezione noi oggi. Allora, quando la legge stabilisce il cosiddetto contributo in conto capitale, l'ente erogatore del contributo monetizza praticamente, paga direttamente il cliente in base al finanziamento che dopo la presentazione della documentazione di spesa, perché gli investimenti bisogna dimostrare di averli pagati, insomma, certo. Dietro presentazione di fattura liquida una certa somma stabilita dal bando direttamente al cliente e questa somma viene utilizzata per decurtare il finanziamento, quindi per ridurre il finanziamento. Dunque possiamo dire che il contributo in conto capitale riduce il mio debito, mentre il contributo in conto interessi riduce il costo degli interessi, il costo totale dell'operazione del prestito. Certo. Perché? Perché riduce la quota di interessi, perché quando un'azienda, ma anche un privato, fa un finanziamento, la rata comprende una parte di capitale, restituzione del debito, e una parte di interessi, il prezzo del finanziamento. La banca dunque, abbiamo detto, elargisce questo contributo, ma ha bisogno di garanzie particolari? Allora, sì, la banca eroga il finanziamento, l'ente elargisce il contributo. Sì. Per quanto riguarda le garanzie, sfattiamo un mito, nel senso che non sono richieste automaticamente. La garanzia ha sempre, uso un termine tecnico, un carattere accessorio. Cosa vuol dire? Vuol dire che per la banca, per le banche, quello che è importante è la capacità di restituire il finanziamento. Quindi nell'esame del merito creditizio, nell'istruttore del fido, la prima cosa che si guarda è la capacità di reddito, la capacità di creare liquidità da parte dell'azienda o del richiedente, del privato. Qualora dall'istruttoria non emerga chiaramente questa capacità, allora la banca chiede, per far quadrare il cerchio, delle garanzie di terze persone solvibili, quindi che abbiano a loro volta del reddito da integrare. Nel caso delle imprese, queste persone sono ovviamente i soci, che sono quelli che hanno più interesse. Nel caso dei privati sono i familiari. Come si fa ad accedere a questo fondo di garanzia? Allora, è una cosa complicata o... Faccio una precisazione, perché finora abbiamo parlato solo di imprese. Per quanto riguarda i fondi di garanzia di cui parlavamo all'inizio, il sistema quindi delle garanzie pubbliche, qui entrano in gioco fortunatamente anche i privati. Quindi noi abbiamo due tipi al momento, ci sono in essere due tipi di agevolazioni date da due fondi di garanzia. Il primo è il famoso, celeberrimo, ormai super utilizzato, fondo di garanzia, fondo centrale di garanzia, chiamato anche fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per le PMI. Questo è stato istituito da una legge statale e gestito da Mediocredito Centrale. Consente di ottenere al momento fino al 31/12/2017, poi ci sarà una riforma, ma qua usciremo dal tema, comunque consente di ottenere una garanzia dell'80% sui finanziamenti. Cerchiamo di fare un esempio, Sì. dottor Bozzolana, cioè significa che se io devo fare un prestito ad esempio di 100.000 euro, però non ho un capitale a sufficienza per dare garanzia, significa che per 80.000 euro mi viene concesso? Esattamente, dovremmo fare la richiesta, viene fatta sempre tramite banca la richiesta, fare la richiesta di, noi lo chiamiamo esame di prefattibilità. Cosa vuol dire? Verificare se l'azienda rientra in dei parametri stabiliti dalla legge. Qualora questo esame di prefattibilità sia positivo, allora faremo l'istruttoria. Il cliente dovrà presentare una documentazione minima a dimostrazione della loro capacità di reddito. Lo Stato dà la sua garanzia dell'80% ed è una garanzia forte perché risponde lo Stato direttamente. È una garanzia che le banche, questo ve lo assicuro, è molto molto gradita. Non potete rifiutare. Talvolta più dell'ipoteca. Non possiamo rifiutarci, calma, nel senso che è ben accetta i requisiti minimi di rimborso del prestito di cui parlavamo prima, Certo. Il merito creditizio deve essere chiaro, altrimenti noi faremo quella che si chiama incauta concessione del credito, perché i soldi non sono nostri, sono dei risparmiatori e vanno tutelati. Giustamente. Secondo fondo di garanzia molto importante,
è quello del fondo garanzia per la prima casa. Consente a coloro che non posseggono, ai privati, quindi famiglie o anche persone singole, di ottenere una garanzia sempre dello Stato che arriva fino al 50% dell'importo del finanziamento. Anche qua la domanda va fatta tramite la banca. In questo caso qua la documentazione è addirittura... Facciamo un altro esempio, Sì. dottor Bozzolan, perché anche in questo caso, quindi in cosa consiste? Io sono una sposa, non ho più l'età, però insomma, vabbè. Manca poco, devo sposarmi, devo acquistare il mio appartamento, però in banca ahimè non ho nulla, perché ho appena smesso di studiare. L'appartamento mi costa 100.000 euro ancora. Come faccio? Allora, che tipo di possibilità ho? ha smesso di studiare, Quanto però ha denaro già mi può trovato essere lavoro, dato? diciamo. Sì. Ha trovato lavoro, magari anche il lavoro a termine, no? I cosiddetti contratti, i Coco-Co, Coco-Pro, eccetera, eccetera. La legge consente di poter fare domanda per accedere, appunto c'è questa garanzia del 50%, basta presentare un'autocertificazione, che è la domanda, che viene scaricata anche in banca e firmata, il documento di identità in corso di validità, poi dichiarare di non essere in possesso di altri beni mobili, nemmeno pervenuti per successione. Attenzione, io non devo avere, non è che ho già la casa, devo comprare Perché è la prima casa, una più perché grande. stiamo parlando di un finanziamento. Io sono una persona che ha l'esigenza di comprare la prima casa, quindi posso presentare questa domanda, è solo una questione di tempo e di disponibilità di fondi, che comunque ci sono, verrà ammessa, e nel momento in cui io ho questa garanzia posso stipulare il mutuo. Ma quanto denaro mi sarà dato? Allora, le banche in genere ci tengono sull'80% del valore dell'immobile. Ah. Grazie a questo fondo di garanzia posso arrivare fino al 100%, appunto perché c'è lo Stato che garantisce fino al 50%, ed è l'unico caso in cui le banche possono concedere fino al 50%. Quindi è una bella opportunità per i giovani, la nostra questa banca. sicuramente. Un'altra cosa importante che vale per questa, soprattutto per questa, ma anche per le altre, in genere c'è una convenzione dietro, una convenzione che deve essere stipulata dall'istituto. Noi come Centro Banca abbiamo stipulato la convenzione per il fondo prima casa. Non tutte le banche, mi risulta, abbiano fatto analoga firma sulla convenzione. Quindi dietro alle leggi speciali, alle leggi agevolative, c'è sempre una convenzione, e bisogna verificare che il proprio istituto di credito abbia aderito a questa convenzione. Bene, noi la ringraziamo, è stato molto esaudiente, mi ha fatto venire in mente anche tante cose che si potrebbero fare. Siamo qua La per questo, per dare delle idee, per movimentare. Bene, grazie al dottor Massimo Bozzolan, Grazie a voi. lo ricordiamo, responsabile crediti speciali di Centro Marcabanca Credito Cooperativo di Treviso. Noi abbiamo concluso anche questa puntata con i nostri esperti di soldi e finanza. Cosa è cambiato? Grazie per essere stati con noi, naturalmente arrivederci al prossimo appuntamento informativo. Grazie, arrivederci.